Da parte nostra c'è tutta la volontà di approfondire l'argomento assieme anche ai colleghi di opposizione. Sta di fatto che la manovra va portata avanti, ci auguriamo venga approvata la settimana prossima in Commissione per poi poter andare già in Consiglio per fine mese e vederla approvata. Le opposizioni stanno ovviamente presentando delle soluzioni di modifica anche delle aliquote. Noi dalle scelte che abbiamo fatto è la soluzione migliore, meno impattante per le fasce basse, ma soprattutto che va a incidere sui redditi più alti, quindi una misura equa a tutela delle fasce più deboli. È un confronto animato, però utile per concludere questa procedura in atto in Consiglio regionale, che vede la necessità di ultimare queste opere della Pedemontana. Come gruppo di Forza Italia, con una certa difficoltà, ma con una altrettanto grande responsabilità, crediamo che la Pedemontana non abbia altre soluzioni rispetto a quella che si stanno intraprendendo, e che vedono la necessità di arrivare a una tassa di scopo limitata, definita, e che possa in tempi rapidi riaprire i cantieri e arrivare al completamento di questa grande opera, la più grande in Italia, che non può rimanere una incompiuta come purtroppo in Italia ne vediamo tante. In Veneto assolutamente questa cosa non possiamo permettercela. Noi chiediamo ovviamente che siano valutate altre soluzioni per affrontare questa impasse della superstrada pedemontana veneta, in particolare che si valutino delle soluzioni meno onerose per la Regione e che non comportino un'applicazione dell'IRPEF da 220 milioni. Oggi abbiamo iniziato questo approfondimento e la prossima settimana faremo anche delle nostre proposte. Continuano i nostri dubbi e le nostre perplessità su un'opera che continua a essere a carico dei cittadini e vede il privato che, usando i soldi pubblici, vuole costruire l'opera e riprenderne anche i ricavi. Quindi su questo noi ci opponiamo, come ci opponiamo da tutti i punti di vista all'aumento delle tasse che purtroppo vuole portare avanti la Giunta Zaia. Siamo assolutamente contrari all'aumento delle tasse, siamo favorevoli alla conclusione dell'opera, però con questo vogliamo dire che la responsabilità deve essere imputata a chi ha mal gestito quest'opera e non ai cittadini, andandogli a prendere i soldi in tasca. E quindi da oggi, da parte nostra, con senso di responsabilità, ci metteremo tutto per trovare le risorse e terminare l'opera, ma non andare a prendere i soldi. Con la Zaia Tax il presidente Luca Zaia ha smentito le promesse della campagna elettorale. Metterà pesantemente le mani in tasca ai cittadini veneti per completare la Pedemontana, una strada per la quale i cittadini delle province di Vicenza e di Treviso saranno anche costretti a pagare il pedaggio che prima non era previsto. 2 volte, come si dice in Veneto, becchi e bastonati, 2 volte 2 tasse, il pedaggio e l'addizionale IRPEF. Siamo veramente fuori strada. Penso che questo progetto di legge sia fatto in maniera importante, perché questa pedemontana deve essere fatta e finita. Il fatto della tassazione purtroppo, quando si va a mettere le mani alle tasche dei cittadini, è molto difficile. E speriamo che con questo modo riusciamo, con questa discussione che stiamo facendo, a portare in direzione di fare il meno possibile per non toccare le tasche dei cittadini.